Buonasera e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Enrico Trantino è ufficialmente il nuovo sindaco di Catania. Dopo aver stravinto le elezioni amministrative, l'avvocato si è recato questo pomeriggio a Palazzo degli Elefanti per insediarsi. È morto Francesco Sabella, il cinquantenne accoltellato lo scorso 23 maggio a Palermo durante una lite con un vicino di casa nella zona dei cantieri navali. L'uomo è deceduto all'ospedale Villa Sofia dopo 2 settimane di agonia. La Guardia di Finanza ha eseguito una misura cautelare interdittiva a carico di una dirigente di un'unità operativa dell'ASP di Siracusa indagata per le ipotesi di reato di corruzione e peculato. È avvenuto nelle scorse ore un incidente a largo di Punta Castagna, a Lipari, coinvolti un aliscafo e una barca a vela che si sono scontrati. Su quest'ultima viaggiavano 2 adulti e un bambino di 1 anno, finiti tutti e 3 in mare. Chiudiamo con il meteo. Nella giornata di domani si abbatteranno precipitazioni in gran parte della Sicilia. La Protezione Civile regionale ha diramato un'allerta gialla valida per l'intera isola. Ed è tutto per questa edizione. Tutti i dettagli su queste notizie li trovate sul nostro sito www.newsicilia.it. Grazie per averci seguito e arrivederci.